Buongiorno, benvenuti sulla pagina Facebook di Verona Network. Oggi abbiamo un collegamento speciale, in parte da Verona, in parte da Schiavonia in provincia di Padova. Come forse avrete sentito, l'Emiro del Qatar ha donato un ospedale da campo della superficie di circa 5.000 metri quadri alla Regione Veneto. In realtà 2 ospedali da campo all'Italia, di cui uno al Veneto. E siamo in collegamento con degli ospiti, e ve li presento subito. Abbiamo Luca Brandiele, che è il coordinatore provinciale della Protezione Civile ANA, e il vice coordinatore Franco Foresti, assieme al caposquadra Vittorio Benedetti della squadra appunto Valpantena Lessinia, che ha impegnati degli uomini proprio sul territorio di Padova. Allora darei proprio la parola a Luca Brandiele, intanto, che ricordiamo coordina, mi dica se sbaglio, circa 450 uomini sul territorio provinciale veronese, di come è nata questa opportunità di collaborare per creare, diciamo, di lavorare per la creazione di questo ospedale da campo. Certo, allora niente, intanto grazie a tutti. La collaborazione non è una collaborazione, ma è semplicemente un lavorare all'interno del terzo raggruppamento, quale noi facciamo parte. In pratica, come Associazione Nazionale Alpini, noi abbiamo il Triveneto come punto di riferimento con cui lavoriamo e la Regione Veneto ha stipulato una convenzione proprio con il terzo raggruppamento dell'ANA per avere supporto nelle fasi di emergenza. Siamo partiti con il 12 di marzo con l'allestimento degli ospedali di Isola della Scala, di Zevio, Monselice e Valdobbiadene, e adesso stiamo lavorando ad unisono con i militari dell'esercito del Qatar e l'aeronautica militare italiana proprio per andare a installare questo ospedale, che sono di circa 5.000 metri quadri, quindi sono 4 strutture, diciamo tensostrutture, quindi dei capannoni semirigidi che andranno a creare proprio dei reparti per andare proprio a dare alloggio a degli persone ammalate di Covid, diciamo. E ci ha raggiunto nel frattempo anche il sindaco di Grezzana, Arturo Alberti, che ringraziamo. Vi faccio vedere adesso brevemente proprio quando il presidente Luca Zaia, diciamo nella conferenza stampa del 9 aprile, ha dato questa notizia. Dal Qatar un ospedale da campo di 5.000 metri quadrati, un dono fatto dall'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, spero di averlo pronunciato bene, per affrontare, diciamo, proprio questa emergenza. Brandiele, restiamo un attimo ancora su di lei, poi diamo la parola a Franco Foresti, al suo vice. Quando, l'ha già detto, quando avete iniziato queste operazioni, quante persone sono coinvolte in totale, e se sono delle operazioni semplici che avete già provato oppure se è qualcosa di nuovo per voi? Allora, l'installazione dell'ospedale da campo è iniziato martedì questo, quindi sono 3 giorni, se vogliamo, che abbiamo iniziato. Era già da qualche giorno che aleggiava l'idea dell'allestimento di questo ospedale da campo. Ovviamente c'è stata tutta una fase preparatoria, quindi con i nostri coordinatori di raggruppamento, che ci avevano detto: guardate che ci sarà l'impegno. Come Verona, essendo una delle sezioni più vicine, diciamo, ma anche con dotazioni sia di personale che ovviamente anche di materiali, ovviamente siamo coinvolti in questa prima fase. Ci sarà questa prima fase che sarà l'allestimento di queste strutture e successivamente l'arredamento poi di queste strutture, perché dobbiamo pensare che ci dovranno andare tutte le impiantistiche, quindi tutta una serie di strutture, quindi dall'ossigeno all'illuminazione alle linee preferenziali, ecco, così via, proprio per dare assistenza poi a un ospedale che sarà operativo, mi auguro. Certo, assolutamente. Intanto la ringraziamo per questa testimonianza. Passo la parola al suo vice Franco Foresti, che fa parte anche della squadra proprio Valpantena Lessinia. Quindi ricordiamo, la Schiavonia in provincia di Padova c'è una rappresentanza proprio anche
di questa squadra che Vittorio Benedetti coordina proprio in qualità di capo squadra. Franco, le operazioni allora come si stanno svolgendo? In parte le ha già ricordate il coordinatore provinciale Brandiele. Intanto buonasera a tutti. Sì, le operazioni stiamo lavorando in sinergia con l'aviazione, con l'aeronautica militare nostra, con alcuni tecnici e membri dell'esercito del Qatar. Stiamo predisponendo in questo momento la struttura, abbiamo già eretto dei 4 capannoni, i 2 diciamo medi, quelli da 600 metri quadri, 10 metri per 60, però chiaramente solo la struttura esterna. E stavamo in questo momento, infatti mi sono collegato in ritardo perché stavamo in questo momento, esattamente quelli lì, stavamo in questo momento iniziando a predisporre il fissaggio delle piastre per la struttura, quella da 3200 metri quadri, un 40 metri per 80, e niente, adesso sicuramente andremo avanti con questo qua, sicuramente fino a questa sera, domani e probabilmente anche post domani. E poi dovrebbe, però qui non lo so, dovrebbe andare montato un'ulteriore tensostruttura da 800 metri quadri, così da finire diciamo l'allestimento principale, l'allestimento più delle strutture esterne. Da lì in poi bisognerà procedere, però questo ripeto starà al coordinamento con l'aeronautica e con i tecnici venuti dal Qatar, l'allestimento interno, quindi pavimentazioni, strumentazioni e eventuali suddivisioni in camere, tutto questo in base al progetto di quello che dal Qatar è arrivato già completo, quindi dovremo prendere gli schemi loro e seguirli passo passo. Ecco, come fate a comunicare con i tecnici anche del Qatar? So che sono stati inviati appunto anche degli ingegneri proprio che vi danno... Ci sono dei traduttori sul campo, chiedo ad entrambi. Sì, allora abbiamo un paio, per fortuna abbiamo un paio di sottufficiali ufficiali dell'aviazione che credo anche in seguito alla loro esperienza all'estero un po' di inglese lo parlano. E poi con un po' di fantasia stiamo insegnando un po' di dialetto veronese anche ai ragazzi del Qatar. Oggi avevamo bisogno di un'attrezzatura che io la conosco solo col nome in dialetto e non sto qui a ripetergliela, e allora abbiamo cominciato in inglese a dirgli che noi avevamo bisogno di questa parola in dialetto e questi qua giù a ridere, e poi in arabo è stato un po', quindi con un po' di iniziativa, un po' di fantasia diciamo si riesce a comunicare. Ma adesso ci ha incuriosito però. La parola tira l'hanno capito benissimo, loro quando sentono tira devono tirare le corde. Sì, allora noi ci siamo persi, allora avevamo perso 3 fittore per delle spine, no? E allora tra di noi buttando dove sono finite le fittore, questo o quell'altro, e uno di loro quasi per scherzo ha ripetuto la parola fittore, da lì non è più morta tutto il giorno, che questi qua ogni volta che li incrociamo do you find fittora, e vabbè insomma, quindi nel momento in cui c'è la volontà, allora al di là delle sciocchezze, però nel momento in cui c'è la volontà di fare qualcosa in un momento comunque così complicato per tutti, e c'è la buona volontà di tutti, il modo di comunicare insomma si trova, non è che poi ripeto, con un po' di inglese scolastico e tanta buona volontà riusciamo a comunicare senza grossi problemi. Chiedo di nuovo a Brandiele, magari prima di passare a Benedetti, oltre alla squadra Valpantena Lessinia, sì, dopo finiamo Franco, quanti uomini da Verona sono coinvolti, se ce ne sono altri rispetto, in quanti siete in totale? Allora da martedì diciamo fino ad oggi abbiamo impiegato dalle 5 alle 7 persone e abbiamo cercato di lavorare sempre con quelle, nel senso che ovviamente essendo complicato l'allestimento ma anche il riuscire a comunicare, abbiamo preferito mandare sempre quelle persone. Ecco, ovviamente poi c'è stata la parte di diciamo così collegamento che ho fatto anch'io un paio di giorni che sono venuto su, diciamo ecco, proprio per cercare di dare una mano anche a quello che è il coordinamento. E poi successivamente invece serviranno parecchie maestranze. Infatti l'obiettivo adesso, il primario, è quello di
portare alla copertura, diciamo, queste strutture. Successivamente serviranno parecchie maestranze che andremo ad attingere ovviamente da tutte le altre squadre di Verona, perché, ripeto, come hai detto anche prima, siamo un 450 volontari, ma credo che possiamo arrivare tranquillamente a un'operatività dalle 20-30 persone giornaliere per la sezione di Verona. Ovviamente abbiamo anche Vicenza, Treviso e Belluno poi successivamente, ecco. Quanto ci vorrà secondo voi per allestirlo quasi al completo? Questa credo di parlare io, ma poi Franco che è sul campo lo vede anche meglio, ma credo che ci vorrà più di un mese secondo me tra una cosa e l'altra. Adesso ho visto, infatti dobbiamo ancora vedere noi, perché noi siamo coinvolti ovviamente marginalmente, nel senso che tutta la parte ingegneristica e di programmazione la fanno i vertici della regione con i vertici dell'esercito e dell'aeronautica. Quindi ecco, noi diciamo siamo un po' il supporto logistico a queste realtà, insomma, però sicuramente andremo sul mese di lavoro e più anche. Grazie a Luca Brandiele. Franco, voleva dire qualcos'altro? Mi collegavo a quello che stava dicendo Luca, che sicuramente l'idea sarebbe quello che una settimana più o meno di andare a copertura delle strutture. Poi quello che sarà il lavoro dentro spetterà giustamente alla regione e all'aviazione valutare tempi e modi, insomma. Chiaro, va bene. Grazie intanto. Passo la parola un attimo a Vittorio Benedetti. Se fosse un problema io saluterei. Sì, certo, ti lasciamo tornare al lavoro. Grazie per la disponibilità. Grazie. Ciao Franco. Ciao. Vittorio, quanto orgoglio c'è nel vedere gli uomini, in questo caso anche Franco in particolare, ma evidentemente anche il coordinatore provinciale, vedere questi uomini sul campo che lavorano per questa emergenza che nessuno di noi si aspettava. Oddio, una bella soddisfazione, anche perché è la prima volta. Io faccio protezione civile da un po' di anni, però è la prima volta che ci capita un'emergenza, chiamiamola così, strana, perché si combatte effettivamente contro un qualcosa che non riusciamo neanche a vedere, per cui è difficile. E per noi si lavora nel montaggio, sì, spostare cose da un ospedale all'altro, andare a prendere le mascherine e confezionarle, però dobbiamo stare decisamente molto più attenti in qualsiasi cosa facciamo, perché appunto stiamo combattendo contro un qualcosa che non si vede. Il fatto di confezionare, il lavoro semplicissimo, per dire, che abbiamo fatto noi, di confezionare delle mascherine che ci arrivano in confezioni da 50 o da 100 pezzi, le dobbiamo smistare in sacchetti chiusi, sigillati uno per uno, che sembra una cosa molto banale, però si doveva fare distanziati, si doveva fare con le mascherine, si doveva fare disinfettando di volta in volta tutti i locali, con i guanti, con le mascherine noi, cioè dire tutta una serie di accortezze che generalmente nelle operazioni, fra virgolette, normali non ci sono, al di là dei dispositivi nostri individuali che vengono usati sempre. In questo caso c'è un'ulteriore attenzione, diciamo, ecco. Chiaro. Passiamo un attimo la parola al sindaco Arturo Alberti. Ha voluto esserci perché quando ho chiesto il contatto, a dire la verità, di Vittorio inizialmente, mi ha detto bisogna parlarne di questi volontari, bisogna sottolineare il lavoro preziosissimo che fanno in questa occasione, ma ricordiamo anche tante altre occasioni che ci sono state e probabilmente ci saranno in futuro. Quindi sindaco, abbiamo voluto coinvolgere anche lei in questa chiacchierata, così proprio affinché anche lei possa dimostrare anche tramite questo canale la sua vicinanza agli uomini della protezione civile. Ma se volete che vi dica, non finiscono mai di stupire, specialmente i nostri della Val Pantena, a parte essere incommensurabili per professionalità e competenze, e l'abbiamo provato adesso perché effettivamente l'emergenza è stata reale,
non è stato come le prove, vero Vittorio, che si facciamo ogni tanto così, giusto per, non dico divertirci, ma mantenerci allenati. E sono direi quasi commoventi, perché ci sono sempre, non ti dicono mai di no. Li mandi a fare le mascherine, fanno le mascherine, li porti a consegnare le mascherine, pacchi spesa e i farmaci. Ragazzi, penso che l'Italia sia questa, ecco, ma l'Italia è degli italiani, perché gli italiani sono questi, non è che ci sia qualcosa di diverso. Lasciamo perdere dopo i commenti per la politica, come li gestisce il resto. Questi stanno dimostrando, le persone della protezione civile stanno dimostrando che non serve la burocrazia per fare le cose, vedete che basta chiamare, loro fanno, e non so, faccio fatica a capire che ci possa essere un'Italia invece diversa, che è fatta di carte, che è fatta di tanti imbrogli normativi. Noi siamo questi, ecco, Vittorio, adesso Luca non lo conosco Franco, conosco Vittorio, conosco tutti quelli della Val Pantena, credo che abbiano, adesso noi possiamo dire solo un grazie in questo momento, dopo troveremo la maniera magari, vero Vittorio, di trovare di gratificarli forse più opportunamente, perché li meritano veramente il grazie di tutti. Sono a Schiavonia e anche ieri dovevamo fare un'emergenza, alcuni pacchi spesa, perché ci sono un paio di famiglie che erano un po' in difficoltà, il resto con la Caritas prepara roba del genere. Non preoccuparti, ci pensiamo, ci sono i PC da prendere a scuola, le scuole delle superiori di Verona, partono la mattina, 10 minuti dopo che li avvisi partono, portano il PC al ragazzo, allo studente, stanno facendo funzionare l'Italia con veramente un'organizzazione che è esemplare. Forse andreste meglio voi al posto di Conte al governo, però è una battuta così, ecco, dai. Prendila così, dai. Luca. Prego, Luca. Dal 12 di marzo stiamo lavorando dalle 80 alle 150-170 persone al giorno. Quindi, a parte il giorno di Pasqua, che comunque c'era qualcuno che stava lavorando, però stiamo lavorando con questi numeri, quindi la dice su 450 volontari che siamo come protezione civile, ma non dimentichiamo anche gli alpini che stanno lavorando con noi. A oggi abbiamo iscritto più di 380 alpini per questa emergenza. Sono persone che ci danno una mano, che collaborano con i comuni per la consegna delle mascherine e quant'altro. Quindi ecco, la sta dicendo lunga sull'impegno che sta mettendo l'associazione in questa emergenza, voglio dire, ecco, e non è finita ancora. No, purtroppo non è finita, però guarda, non è una battuta, mi auguro che il lavoro che state facendo a Schiavonia non serva a nulla, perché mi auguro che quell'ospedale lì non venga usato, perché vorrebbe dire che forse stiamo un po' meglio tutti, che abbiamo una discesa forse del contagio. Dopo, per rinnovare, per dire, a Pasquetta i nostri volontari, Vittorio era solo il magazzino, a dire la verità, Vittorio, hanno pulito tutte le strade, igienizzate le strade del comune di Grezzana, partiti alle 5:30 della mattina, alle 10 erano 90 km di strade, viete, non viete. Cioè, come si fa? Cioè, questa qua è gente che andrebbe veramente, ci vorrebbe un monumento alla protezione civile in ogni paese. Io lo proporrò nelle prossimi chat che faremo con i sindaci, quelle della provincia e tutto, un monumento alla protezione civile. E può essere una bella idea. Sono una famiglia, dobbiamo dire che non c'è una distinzione particolare, solo forse il nome, ma lo spirito è quello, ma è lo spirito degli italiani, io continuo a dirlo, no? Non possiamo, ci vuole anche un po' di ottimismo, noi italiani siamo anche questi, no? Siamo quelli che hanno un cuore grande, magari ci lamentiamo, siamo piagnoni, continuiamo, però alla fine dopo se c'è da darsi da fare per gli altri ci siamo sempre. È quello che ci contraddistingue, l'Italia è bella, ma è bella per questo, dopo abbiamo anche tante altre cose da vedere, quelle da vivere sono queste. Grazie. Le facce lì che vedo qua sullo schermo, adesso è brutto magari vedersi così, però è anche simpatico sotto un certo simpatico. Dai, è simpatico, dai. Brandiele,
conclusione, andiamo verso la conclusione di questa chiacchierata. Cosa significa coordinare 450 persone sul territorio? Che responsabilità sente sulle spalle? Allora, la responsabilità non è solo mia, ma è l'impegno che giornalmente i miei capisquadra, nel senso che mi supportano, mi danno anche in certi momenti dove diventa magari difficile cercare di risolvere qualche richiesta, perché spesso ma mi fai partire una macchina. All'inizio, per esempio, siamo andati a Belluno a prendere dei medicinali, non ci hanno pensato 2 volte, abbiamo preso la macchina, siamo partiti, siamo andati a Belluno e nel ritorno ma vai a farmi anche un'altra consegna, che c'erano dell'altro materiale da ritirare sempre per gli ospedali, e nessuno ha mai detto di no, nessuno ha mai mugugnato, e questo merito proprio dei capisquadra, che hanno lavorato sempre bene con le squadre, quindi c'è questa sinergia tra noi, ecco. Assolutamente. Giro la... così, e quando vuol dire che il spirito c'è. Arriva la chiamata. Scusate, ma scusate, ma come sempre, volevo dirlo. Ecco, comunque niente, un grazie veramente ai capisquadra, ai volontari, ma alle amministrazioni che in questi anni ci hanno creduto veramente con le nostre squadre. Questo, e poi comunque insieme abbiamo fatto e facciamo, perché appunto siamo tutti uniti. Questo è il nostro punto di forza, il punto di leva, diciamo così. Grazie Brandiele, la lasciamo andare, tornare al lavoro. Grazie a voi tutti quanti. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao Luca. Ciao Vittorio. Ciao. Chiudiamo con te, ti giro anche a te la parola, visto che siamo rimasti con il sindaco. Qual è la soddisfazione più grande che hai avuto finora da capo squadra e che responsabilità senti? Perché anche tu, circa una cinquantina di persone fanno riferimento a te sul territorio di Grezzana, Cerro, Roverè, mi sembra, e anche altri comuni delle Lessinie, no? Sì, abbiamo anche San Mauro, a parte, insomma, quella è solo un discorso, fra virgolette, torniamo alla burocrazia di cui parlava prima il sindaco, e anche perché poi dopo noi operiamo, come si è visto, un po' dappertutto, insomma. Soddisfazione, io sono solo uno dei 40, 45, 50 volontari che girano per la squadra, perché comunque entrate e uscite di volontari nuovi, quello è abbastanza normale, insomma, qualcuno entra, qualcuno esce. La soddisfazione è avere una squadra così, cioè chiamano e per fortuna abbiamo sempre risposto, le persone, i volontari ci sono, e questa secondo me è la cosa più importante per me da capo squadra, perché quando c'è bisogno non si tira indietro nessuno, diciamo. Ci sono lavori semplici, lavori difficili, lavori, fra virgolette, pericolosi. È vero che siamo un po' preparati a tutto, però insomma c'è sempre da stare molto attenti. Insomma, in questo caso, come ho detto prima, si combatte contro un nemico, fra virgolette, invisibile. L'anno scorso eravamo impegnati nel Bellunese per il Vaia, e lì la situazione era diversa, perché il pericolo si vedeva ed era presente in ogni momento. Però la fortuna è di avere veramente una grande squadra sotto e le persone giuste rispondono da impegnare in tutti i vari eventi, diciamo, ecco. Come ha ricordato il sindaco. Sindaco, facciamo chiudere lei, allora un saluto. So che ci hanno condiviso questa diretta anche sulla pagina Facebook del comune di Grezzana, e anche Grezzana Channel di Tiziano Ederle, che è stato gentile, ha condiviso. Salutiamo anche Tiziano, vai. Salutiamo anche Tiziano, che ha condiviso, che sappiamo che insomma anima anche lui con la sua comunicazione il comune di Grezzana e non solo. Sindaco, la chiusura. Mi auguro di usarla meno possibile la protezione civile, perché quando la usiamo è perché c'è qualche problema. Però, detto questo, possiamo stare tutti tranquilli, e specialmente gli abitanti di Grezzana, i miei concittadini, perché con la protezione civile così possiamo dormire anche tranquillamente. Ci sono sempre, come ha detto, non dicono mai di no.
lo ripeto, non dico che siano commoventi, sono eccezionali, ecco, sicuramente perché non danno mai a vedere di far fatica, tra l'altro. Quindi sempre col sorriso sulle labbra, anche portando via la spesa a domicilio per gli anziani, i farmaci, hanno sempre la parola giusta, rassicurano, sono rassicuranti, ecco, per quello che possono fare lo fanno in maniera egregia. Quindi un grazie, credo che sia la parola più breve per dire tante cose e dire soprattutto che senza di loro probabilmente non ce la faremo. Con loro siamo sicuri di farcela. Dai. Grazie Arturo Alberti, grazie Vittorio Benedetti, ringraziamo anche Luca Brandiele e Franco Foresti che sono stati con noi prima, sono tornati giustamente sul campo proprio per le operazioni di allestimento di questo ospedale da 5.000 metri quadri donato dal Qatar, dall'Emiro al Veneto e un altro in Italia, quindi 2 in totale. Un bel regalo insomma anche da un paese non europeo, extraeuropeo, che è comunque vicino all'Italia e lo testimonia anche grazie a questo dono. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ciao.